È stata davvero una festa con grande partecipazione di pubblico e autorità, quella che è andata in scena a Capriva per la Fiesta dei Patri del Friuli. Le celebrazioni della 46esima edizione della Fiesta delle Patrie del Friuli hanno visto protagonista la bandiera del Friuli. L'Istitut Ladin Furlan, perché Coplacerian e l'Arlef, hanno infatti incaricato l'artista marchigiano Francesco Pellegrini di realizzare una fedele riproduzione dello storico vessillo. La copia è stata presentata ufficialmente durante la cerimonia civile. A partire da questa edizione sarà questo il testimone che i sindaci ospitanti la fiesta si scambieranno di anno in anno. Che in fondo noi friulani, facendo riferimento a questo grande momento storico, facciamo riferimento anche come radicamento, come il nostro carattere, come il nostro modo di fare, che è sempre portato all'apertura, alla conoscenza e all'incontro con gli altri. E questo anche poi ritorna nel nostro modo di fare oggi, perché la nostra lingua friulana che entra nelle scuole, grazie alla richiesta del 76% delle famiglie che richiedono proprio che la lingua entri nelle scuole e quindi ritorni anche nelle famiglie, e noi quindi torniamo a parlare con i giovani.